Open Day oggi all'Istituto Agrigento Centro nel plesso Pirandello, una scuola aperta verso gli studenti, verso i genitori, per spiegare un po' quali sono gli indirizzi di studio che voi proponete. Pomeriggio a porte aperte, finalmente in presenza. E qui alla scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale del plesso Pirandello. Grande fermento culturale e tanto entusiasmo per accogliere i genitori e i futuri alunni, presentare la nostra offerta formativa ricca e ampia e far conoscere gli ambienti di apprendimento integrati dalle nuove tecnologie. I nostri alunni sono stati protagonisti assoluti con la loro creatività, si sono resi protagonisti attivi dell'abbellimento di aule e corridoi, hanno realizzato dei murales prendendo spunto da citazioni famose sull'importanza della scuola e dell'istruzione. Faranno anche da ciceroni, guidando i nostri ospiti nei vari ambienti della scuola, e animeranno diversi laboratori didattici dedicati alla robotica, allo sport, alla scrittura creativa, all'arte, alla musica, al giornalismo, tante attività per dimostrare come il nostro lavoro sia basato su metodologie innovative e coinvolgenti. Come comunità educante sentiamo la grande responsabilità di accompagnare le nuove generazioni verso il proprio futuro. E con questo Open Day vogliamo mettere in luce l'impegno, la passione dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, impegnato a formare cittadini attivi, consapevoli della complessità della realtà contemporanea, capaci di interagire positivamente con essa, affrontandone le sfide e i cambiamenti. Quali le istanze che arrivano dalle famiglie in particolare? Dalle famiglie le istanze che giungono, quindi come utenza dal territorio, noi siamo un istituto comprensivo, quindi ci sono 3 ordini di scuola: la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che ha un fiore all'occhiello ed è l'indirizzo musicale, per cui gli studenti fin dal primo anno della scuola secondaria si dedicano allo studio di strumenti musicali quali la chitarra, il pianoforte, la tromba e le percussioni, e devo dire che oggi i nostri alunni hanno dato un saggio del loro talento musicale. Abbiamo un'orchestra scolastica che partecipa a diverse manifestazioni ed eventi culturali, e di questo veramente siamo orgogliosi. Non solo didattica ma anche attività sociale. Sì, abbiamo attivato diverse sinergie e collaborazioni con enti, istituzioni, associazioni del territorio per portare avanti una ricca progettualità extracurriculare. Ricordo che siamo sede d'esame autorizzata per la certificazione di lingua inglese Cambridge, quindi anche questo rientra in una progettualità dedicata alla dimensione internazionale e alla valorizzazione delle eccellenze.